Benvenuti a un'altra puntata dell'Alimentar Jackass. Questa volta ci troviamo all'Abetone, siamo nel cucinotto dell'Abetone e abbiamo dei nuovi ospiti che sono lo spagnolo dell'altra volta di Loretta De Mar che fumava i maccheroni. Che drogato. Lui che ora mangia il ghiaccio. che ora mangia il ghiaccio fritto. Abbiamo provato il ghiaccio fritto. Cucinato il ghiaccio. Sì. Abbiamo Leandro lì che sta cercando le spezie per il nostro nuovo e succulento esperimento, lo vogliamo chiamare. No, è un'antica ricetta armena, questa è ripresa. E abbiamo Matteo che adesso si sta già cimentando per mobilitare il lavoro. Allora, qui abbiamo dei nippon al cioccolato e abbiamo fatto una specie di pastella. Sì, ricordiamo appunto che questa è un'antica ricetta armena. È una Diciamo che nella ricetta originale al posto dei nippon c'erano vittime sacrificali e la farina era di papaya e struzzo, però Soprattutto erano delle vergini. e soprattutto erano delle vergini. Sì. Infatti vedete com'è poroso il nippon che rende. Ok, adesso questo qua, dopo al cioccolato, mi sbaglio? Sì, Il cioccolato e il riso soffiato è stato impanato nella farina e verrà fritto. E nel frattempo chef Leandro Lui sta cercando delle spezie. Vai, Io buttate. preferirei aggiungere dopo la frittura. Cominciate. ricordiamo anche un altro evento molto importante, l'olio fritto e rifritto di totano. Sì, che quello questo è- abbiamo fritto totani e patate. Ma non per mangiarli apposta, per fare la Sì, infatti, l'abbiamo fritto, poi abbiamo buttato via tutto. Però l'importante è che si impregnasse l'olio dei vari sapori. Specificare che andrebbe usato via olio fritto alla faccia delle antiche di tradizioni. calamaro gigante. Va. Questo era proprio come facevano gli antichi armeni. Ma ci mettevano anche un po' di farina. Ma dai! io. Vabbè, Però andrebbero un po' girati secondo questa tradizione se non si vuole fare froiai. Scusate, che qui il nippon è già sciolto. Ragazzi, piattino. Si scioglie in bocca, piattino. Vai, buttaci questo dentro, Attenti perché a volte si scioglie anche nelle mutande. Sì, C'è il rischio. Ora chef Leandro interverrà con la sua gamma di spezie. Prendi l'altro. Vabbè, Si è sciolto tutto? Sì, si sta sciogliendo, si sta No, cazzo, che casino stiamo facendo. Buttiamo via la pentola, ma No, ma che butti via? Oh. Oh, si fa la Eccola. fritta al cioccolato dopo. Dopo proviamo la neve fritta al cioccolato. Via, dopo Michele sarà Allora, portato per in controbattere il gusto molto dolce di questa preservata, io metterei un goccio di aceto Vai, sui ponti, se no non va bene, ma giusto Bravo, un goccio. bravissimo chef Leandro Basta, che basta, ha giusto sempre goccio. queste idee brillanti. Bravo. E ora che assaggia? No, Che assaggio? Dopodiché buon deve essere fondamentale e anche afrodisiaco, pepe, molto pepe. Tanto per aumentare il bruciaulo, insomma. Via, e ora? Pepe. E poi Lo fa proprio finire. vogliamo, C'è un artista allora. proprio vogliamo, prendiamo un po' di peperoncini. E ce li strusciamo. No, non vanno strusciati. Ragazzi, sta finendo il tempo. Ma sbriciolate sopra il nippon. Bene. Adesso immagino che dovrò mangiarlo. Tutti dovremmo mangiare. Tutti dobbiamo mangiarlo, abbiamo preparato E noi. voi che siete entrati ora No, me lo strapubbi. la tradizione. Ma tagliato un pezzo da quello intero, si scusa. fa. Però lo voglio vedere No, mangiare. però non è neanche buono. Secondo la tradizione. Non è cattivo. Dai, che La sensazione è veramente quella di mangiare una legge. Non sono abituati a questo. Lo trovo delizioso. È veramente buono invece. Mi ciuccia anche di. No, vai. C'è una spiegazione. Stacca. Oh, vai. Non c'ha più memoria per nulla, stacca.